ringrazio per questo invito. Dunque io vi vorrei parlare, non abbiamo in nessuno, vorrei fare così, facciamo una prima esposizione molto rapida, per quanto possibile, perché voglio parlare di temi che sono interessanti, complessi, quindi cerco di stringere, però poi magari ci parliamo, fate domande. Come sempre facciamo l'interazione, perché il mio punto adesso non so voi esattamente di cosa vi occupate, però quando si tratta di questioni europee o di economia, oggi parliamo dell'uno e dell'altro perché sono connessi, più che di economia verso lato dei conti pubblici, la precondizione essenziale per poter prendere parte in modo seppur decoroso a qualsiasi discussione è conoscere quello di cui si sta parlando. Figuriamoci se poi ne vogliamo scrivere. Questa è una cosa che vi sembrerà banale, e in realtà non è banale, perché nel nostro mestiere trovo ancora oggi molta approssimazione, soprattutto su questi temi. Ed è quindi molto semplice lanciare degli slogan tipo usciamo dall'euro, senza sapere cosa vuol dire, se si può o non si può, cosa comporta, no? Per dire uno, oppure, che ne so, diminuiamo le tasse, sì, perfetto, come, no? E quindi alcuni elementi che possono far, secondo i limiti del tempo che abbiamo, accrescere il vostro livello di conoscenza su questi temi, che poi in qualche modo vedete riprodotti nel testo che vi ho fatto distribuire, che adesso vi illustro rapidamente. Allora, il mio punto di vista è che quando un'area economica, così come un paese o addirittura un continente, è in difficoltà, non trova altro di meglio che affidarsi a una moltiplicazione delle regole e dei vincoli. Ed è quello che abbiamo fatto noi in Europa tra il 2010 e il 2013, 2009, 2010, 2011 soprattutto, e che voi trovate in qualche modo riassunto, adesso questa è una premessa un po' ironica, anche un po' polemica, trovate riassunto in queste 4 cartelle, in cui sostanzialmente si spiega, si aiuta a capire quali sono al momento, perché poi semmai di dire, no? Qual è l'architettura della disciplina di bilancio in Europa? Voi dite perché dobbiamo saperlo? È molto semplice, dobbiamo saperlo perché quando ad esempio si parla di legge di stabilità, prima si chiamava legge finanziaria, adesso è in discussione alla Camera, quella di quest'anno. Quando si parla di legge di stabilità bisogna sapere che la legge di stabilità ormai da 4 anni non è più solo la legge di stabilità dell'Italia, così come la loi de finanze non è più la legge di stabilità o la finanziaria della Francia, ma sono anche le leggi di stabilità dell'Unione Europea. Questo vuol dire che in qualche modo l'Europa ha cercato, soprattutto negli anni della grande crisi, la crisi che ha colpito frontalmente l'Eurozona, ha cercato quantomeno di coordinare le procedure di bilancio. E quindi il semestre europeo, al quale vedete sono le primissime, non è il semestre europeo quello che sta presiedendo l'Italia in questo momento, che è un'altra cosa. È una serie di regole che l'Europa si è dato per armonizzare il procedimento di bilancio. Non è ancora l'armonizzazione delle politiche economiche, però è un qualcosa che comincia a avvicinarsi. Ed è l'aspetto più positivo di questa marasma normativo che si è abbattuto su di noi, perché poi l'Europa, soprattutto per far fronte a una crisi che è stata fortissima, voi l'avete tutti a mente, quello che è accaduto tra il 2010 e il 2011. Se facciamo riferimento solo all'Italia,
anzi un po' prima dell'Italia, tra l'estate, forse meglio, tarda primavera del 2011 e autunno 2011, sui mercati internazionali, per effetto di una dinamica speculativa che si determina molto frequentemente, si è consolidata la percezione che l'euro fosse a un passo dal tracollo, cioè a 10 anni circa dall'entrata in vigore della moneta unica. Sui mercati internazionali si è diffusa questa percezione che l'euro stesse per implodere su se stesso, l'architettura che si è creata intorno all'euro. E questo perché la debolezza economica dell'eurozona, che è attestata anche dai dati ultimi, siamo fanalino di coda rispetto alle grandi macro aree geopolitiche del mondo. Il Giappone cammina, la Cina, gli Stati Uniti hanno ripreso a correre, l'Europa arrancava pure prima, e soprattutto, direi io, per effetto della cronica mancanza di leadership in Europa, e quindi una crisi politica. C'è, sapete, no? Ormai è una battuta che si sente spesso e si legge, e la si riconduce a Henry Kissinger, che è stato per anni segretario di Stato degli Stati Uniti, il quale a un certo punto disse al suo consigliere: dovrei parlare con l'Europa. E qualcuno gli disse: sì, ma con chi? Allora lui disse: ma qual è il numero di telefono dell'Europa? Allora la scorsa settimana ho letto un articolo, se non sbaglio, non so se era di Rampinio, di qualche altro collega, che cominciava con un numero di telefono. Allora vedeva: ma questo non è il prefisso di Bruxelles, è il prefisso di Berlino. No, perché in effetti una delle questioni più complesse riguarda, adesso che stiamo parlando dell'economia, ma voi pensateci un po', in effetti se Obama deve parlare con l'Europa, con chi parla? Allora voi dicete: parla, come con chi parla? Parlerà con Juncker. Juncker però rappresenta il governo europeo, cioè è il presidente dell'esecutivo europeo. Però poi ci sono altre figure che il Trattato di Lisbona del 2000 ha consolidato, che agiscono in parallelo. C'è il Presidente del Parlamento, che pure è una figura rilevante. Hanno preso diversi, Martin Schulz. C'è il Presidente di turno del semestre, nel caso specifico Matteo Renzi. C'è il Presidente permanente dell'Unione Europea, che fino a qualche tempo fa è stato Van Rompuy. C'è l'alto rappresentante per la politica estera, Lady Pesce, che è stata fino a 12 giorni fa Lady Ashton, adesso è la nostra Mogherini. Siamo a 4, forse l'ho dimenticato qualcuno, mi sa di no, però già siamo a 5. Allora, obiettivamente una moltiplicazione di poltrone che è difficile da combinare quando si ha a che fare con un soggetto univoco. Gli Stati Uniti parla il Presidente. E allora, se questo noi lo trasferiamo sul fronte della politica economica, abbiamo la differenza. Come hanno reagito gli Stati Uniti alla grande crisi che si è abbattuta sul mondo, perché è stata una crisi mondiale dal 2008 a causa degli Stati Uniti, perché poi, così come avvenne nel 29, molte somiglianze tra i due, crisi finanziaria nasce dalla finanza, da un eccesso di finanza. A me spaventa un po' questa eccessiva finanziarizzazione dell'economia. Essendo io affezionato un po' agli schemi dell'economia classica, in base ai quali l'economia si governa attraverso sì le politiche, ma attraverso, diciamo, gli elementi importanti dell'economia reale, che sono gli investimenti, sono la qualità della spesa pubblica, il lavoro, cioè queste componenti dell'economia reale io vedo messe da parte in questo eccesso di finanza.
siamo tutt'oggi, perché poi la grande crisi da questo non ci ha reso immuni, noi siamo tutt'oggi sospesi su un'enorme bolla finanziaria che è fatta di finanza, cioè di carta, cioè di soldi che girano. Ma dietro ai scusa quali... se ti interrompo, magari faccio il salto nel cavallo e poi tranquillamente dire che lo parliamo dopo, però io quello che vedo che non si mette a fuoco in questo continuo passarsi la palla sulla necessità di fare le riforme e di arrivare al pareggio di bilancio, è che però non si capisce. Non si parla mai del fatto che la causa è iniziata dalla crisi finanziaria, in qualche modo la politica non intervenga sulla regolazione della finanza piuttosto Facciamo un passo indietro. Nel 2008 succede questo, negli Stati Uniti già qualcuno l'aveva previsto. Io personalmente sono stato a lungo negli Stati Uniti nel 2007, ho fatto delle conversazioni con dei economisti, alcuni premi Nobel, e non è vero che non l'avessero previsto, perché la critica che viene fatta sempre agli economisti: non capite niente, non è possibile, non avete previsto. Qualcuno l'aveva detto che stava per esplodere una bolla immobiliare, che era sostanzialmente questa, cioè per spingere la domanda in America si è utilizzata questa prassi per cui venivano sostanzialmente elargiti mutui con garanzie non propriamente proprio a prova di bomba, e poi questi mutui venivano cartolarizzati, cioè venivano ceduti magari a una banca, che poi la banca a sua volta lo cedeva a un fondo pensione e facevano il giro. Allora, tutto questo enorme castello di carta che gira, che sono soldi, che già alla fine degli anni a un certo punto si è inceppato quando ha avuto lo scontro frontale con questi famosi mutui subprime che erano concessi, diciamo, a tassi insostenibili, e a un certo punto questa bolla è esplosa. Allora tu dici: esplode una bolla, per carità, se la vedano loro. No, perché siamo nel bene e nel male, l'economia globalizzata. La globalizzazione dell'economia comporta anche che si globalizzino i rischi negativi che accadono in Giappone e in America Latina, se le altre aree non sono attrezzate. Le altre aree non erano attrezzate, soprattutto l'Europa, debole, con scarsa capacità di leadership, con un'unione politica inesistente, con la sola euro, col solo euro a essere l'elemento federale accanto alla BCE, ma tutto il resto che mancava e continua a mancare. C'è una politica fiscale comune, una politica economica condivisa. Di questo parliamo tra un attimo. Cosa accade nel 2008? Tutto questo enorme flusso di denaro che a un certo punto diventa inevaso, perché non c'erano più quelli che erano in grado di farvi fronte, esplode a livello globale. E esplode, viene importato nelle altre aree del mondo. In Europa accade che i paesi più deboli sono quelli ad alto indebitamento soprattutto, e cominciano ad arrancare. I mercati finanziari, che poi non sono dei fantasmi, sono fatti da persone fisiche in carne e ossa, che magari sono gestori di grandi fondi, quindi muovono con un click parecchie quantità di denaro, decidono di puntare proprio per fini speculativi, ma questo è il loro mestiere, non fare i soldi. La speculazione di per sé non è un male, se però ci sono pesi e contrappesi. Decidono di puntare contro gli stati. È l'attacco ai debiti sovrani, si chiama, che avviene tra la primavera e l'estate del 2011, preceduto dalla crisi greca. Insomma, c'è stato tutto un apparato. Adesso parliamo un attimo dell'Italia. Adesso vi spiego in 2 minuti cosa accade nel nostro paese in 6 mesi che sono fondamentali per capire anche dove siamo oggi. Allora, governo Berlusconi, questo
cioè il governo Berlusconi, nell'aprile del 2011 lo spread, il famoso indicatore, che ormai tutti sapete cos'è, ma se volete ve lo riassumo, è nient'altro che un indicatore sintetico che esprime la differenza tra i rendimenti italiani a lungo termine, per dire i BTP decennali, e il benchmarking di riferimento che è il Bund tedesco, cioè quello più solido. Il rapporto tra i nostri decennali di allora e il Bund tedesco, che è il titolo più affidabile, stava attorno ai 120-130 punti base. Insomma, in zona assoluta di sicurezza. Man mano che passano i mesi, arriviamo già a luglio, lo spread comincia a divaricarsi. Questo perché? Perché i mercati finanziari stanno cominciando a puntare il fucile contro l'Italia e scommettono contro l'Italia. Quindi questo vuol dire che l'Italia, per superare la crisi, cosa deve fare? Deve non potendo stampare moneta, deve piazzare il suo debito pubblico sul mercato, con i suoi titoli, a tassi più elevati, se no non si ricompra nessuno. Se i tassi aumentano, aumenta il debito pubblico, è una spirale pazzesca. Lo spread comincia a fotografare questa situazione, l'Italia è in difficoltà. A luglio Tremonti fa una manovra, prima manovra correttiva, piuttosto salata. Non basta perché tra luglio, agosto e settembre lo spread arriva a 400 punti base. A questo punto ci si cominciava ad allarmare, anche perché in contemporanea con questo esplode la crisi politica. Vi ricordate i dissidi tra Berlusconi e Tremonti, non si parlavano più, c'era stato 6 mesi prima il distacco dalla componente finiana, quindi diciamo che il governo Berlusconi insomma, navigava in acque molto agitate. Tutto questo è il secondo elemento, perché i mercati scommettono sulla stabilità dei governi. Cioè, se io devo investire sul titolo di Stato di un paese, cosa guardo secondo voi? Stabilità politica, indici di crescita, cioè quanto crescerà questo paese da qua a 10 anni, e sostenibilità del debito. 3. Questi 3 elementi vengono valutati dai mercati e dalle agenzie di rating che ci devono dare le pagine. Se sono termini complicati, bloccatemi, perché io un paio di volte nella mia materia tendo a... state capendo tutto? Ecco, allora succede che a settembre tutto questo non basta, arriva, anzi no, ad agosto, il 14 agosto, il 13 agosto arriva l'altra manovra vuol dire rubinetti chiusi, aumento di tasse, tagli di spesa, per cercare di arginare questa deriva. Sembra placarsi tutto, ma forse è quello che chi era Craxi, lo chiamava il generale Agosto, che tende Craxi a placare tutto. Dopodiché a settembre si riprende a ballare sui mercati e arriviamo al fatidico metà novembre, in cui tocchiamo il fondo dei fondi, e cioè lo spread arriva a 575 punti base, e poi non è nemmeno tanto questo il punto, è che in quella stessa giornata i nostri titoli di Stato a breve vuol dire quelli che poi finiscono entro 6 mesi, la loro durata, o un anno, cominciano a soffrire, nel senso che per piazzarli sul mercato il tesoro italiano è costretto a alzare i rendimenti fino all'8%. E quando arriva la lettera della BCE? Ecco, la lettera della BCE arriva proprio un poco prima. A questo punto cosa vuol dire? Che i mercati non solo i mercati, tutti i nostri partner, stavano tenendo per l'Italia una crisi di liquidità. Io lo racconto sempre, tutte le volte che faccio queste discussioni anche in tutte le sedi, perché secondo me è un elemento che forse vi è utile. Racconto 2 cose. La prima è il titolo che fece il Sole 24 Ore quel giorno.
che vi consiglio di andare a rivedere perché lo trovate su Google, perché è un esempio di giornalismo sul quale se volete possiamo anche discutere. Noi ne discutemmo molto al giornale un giorno, però effettivamente c'era molto allarme. Se il principale giornale economico italiano si allarma, c'è qualche ragione. Noi avevamo delle antenne, poi adesso vi spiego un'antenna personale che io. E noi facciamo un titolo a tutta pagina con dei caratteri cubitali così, che era fate presto. Se andate sul Google lo recuperate. Era così, cioè senza altro commento, titolo. E perché fate presto? Qualcuno di voi si ricorda chi disse fate presto? No, perché me l'avete regalato. Vabbè, forse magari l'avete letto. 1980, terremoto dell'Irpinia, terremoto dell'Irpinia e la tragedia, scusate perché una tragedia assoluta, soprattutto perché nelle prime ore del terremoto non arrivano i soccorsi, cioè non arrivano. Come al solito in Italia palleggiamento di responsabilità, vai tu, vado io, no, vado io, vai tu. Non c'era ancora la protezione civile, vero? E quindi vai tu, vado io e tanto la gente moriva. Il Presidente della Repubblica, nella persona di Sandro Pertini, anche questo potete rivedere su YouTube, una pagina pazzesca, fu lui che smosse l'Italia e il mondo, perché questa era diventata una cosa mondiale. Andando in ambienti unificati, se non ricordo male, in TV, e facendo uno degli interventi più duri della storia della Repubblica Italiana, cioè accusando esplicitamente i politici di non fare il loro mestiere, poi lo stile di Pertini. Il Mattino di Napoli, il giorno dopo, il principale giornale coinvolto da questa tragedia, titolo Fate presto. Fate presto perché comunque spiegare alla gente muore, infatti morivo. Allora noi abbiamo in quel giorno discusso al giornale se fosse il caso di riprendere questo o no, se fosse il caso di riprendere questo esempio drammatico, perché sì, d'accordo, un dramma economico-finanziario, però quando muore la gente forse. E invece abbiamo ritenuto di sì, perché forse bisognava dare la sveglia. Abbiamo fatto questo video, l'hanno molto discutere anche a livello europeo. Insomma, la testimonianza personale che ho io, che vi trasferisco, che è molto interessante, è questa, che proprio quei giorni, credo 9-10 prima che lo spread partisse, poiché io tra le svariate cose che ho fatto ho seguito anche per vari anni in Quirinale, avevo scritto forse un commento in fondo e mi chiamò sul cellulare attraverso il centrale di Milano un tizio che non avevo mai conosciuto da Londra, il quale mi si presenta come un gestore di fondi. Io peraltro stavo più tante faccende affascinate, stavo correndo a viva gloria in assoluta decompressione in quei giorni terribili. Questo mi chiama e praticamente mi genera all'istante, perché alcune cose non le percepiamo stando dall'altra parte, cioè cerchiamo di interpretare i fatti, ma poi quando ti racconto di stare. E questo mi disse: ma lei ha capito in che situazione è il suo paese? E mi dissi: no, sì, forse qualcosa ne capisco, poco, mica tanto. E lui disse: no, non metto in dubbio la sua competenza, io adesso le metto in fila alcune cifre. E così lei mi spiega che cosa sto facendo qui in Italia, perché il suo punto era sapere da un giornalista italiano cosa faceva il Presidente della Repubblica rispetto al paese che stava per fallire, molto semplicemente. E questo mi dice molto chiaramente, cioè, guardi, se voi mantenete questo livello dello spread per 3 settimane, 4, col debito pubblico al 125 del PIL, adesso sta al 135, non riuscite più, e questo lo sapevo prima, ci voleva il grande maestro della finanza, non riuscite più a finanziare il vostro debito. E allora che succede se non finanziate il vostro debito? Si mette in moto una catena pazzesca, perché per finanziare il debito devi aumentare gli interessi sui titoli che emetti.
capito il collegamento, se no non lo compra nessuno. Ma se tu aumenti i titoli aumenta la spesa per l'interesse. Se la spesa per l'interesse aumenta molto di più rispetto agli 80 miliardi, è una delle cose che volevo far vedere, vi faccio vedere via mail. 80 miliardi è quello che lo Stato italiano paga ogni anno solo per l'interesse, senza fare niente, solo per sostenere il debito. E lui mi disse: guardi, metti insieme queste cifre e vedrà che da qui a un mese cominciano i fallimenti delle banche, perché le banche non hanno più, diciamo, ossigeno, cominciano a chiudere le imprese, perché se le banche restringono il compimento del credito alle imprese, chi tira dai soldi? Per il crunch si chiama. Se le imprese chiudono, la gente va per strada. Se la gente va per strada, io ho detto: basta, si fermi, perché no, qua mi diamo un broscio. E io immediatamente mi venne in mente, ma anche a voi forse, le scene del 29, sulle quali proprio diceva Ines, l'altra sera abbiamo fatto un convegno da Luis, mettendo insieme dei paralleli tra i due crisi. Anche ci sono molte differenze. Una però un fantasma, cioè l'idea che ci potessero essere le file di sportelli in Italia perché la gente non riusciva a tirare via i soldi dal banco, ma ha cominciato ad atterrire. Era uno scenario un po'... Era uno scenario un po' angoscioso. Successo in Grecia. Questo è successo in Grecia. Io ero in Grecia mentre c'era questa scena ed è stato veramente... Esatto. Ho comprato 6 biglietti dell'autobus perché volevo tornare a Questo è casa. successo in Grecia, esatto, però sai, la Grecia vale lo 0,5. Fa comunque impressione però, pensare che possa succedere in Italia con una situazione economica completamente diversa. Completamente diversa, certo, vedete, la Grecia però ha un peso economico molto relativo, mica per questo bisogna condannare. No, però lavorano molto, cioè hanno un peso economico inferiore rispetto a noi. Noi siamo la terza economia in Europa, cioè il crollo dell'Italia avrebbe determinato il crollo dell'Europa. Per questo le si preoccupavano tutti. Però le aziende hanno avuto comunque. Sì, però voi immaginate, per questo si disse too big to fail, troppo grossa per fallire. Ma perché troppo grossa per fallire? Perché se l'Italia avesse dichiarato default, questo è il termine tecnico, si dichiara default, qua scusate se ogni tanto faccio un po' di professore, ma almeno mi do elementi, quando un paese non riesce più a sostenere proprio i propri debiti. L'Argentina ha dichiarato default un po' di anni fa, ha fallito, l'Argentina ha fallito, cioè dice come fa a fallire lo Stato? Gli Stati falliscono, come le imprese. Dopodiché come si fa a recuperare? Ci sta il Fondo Monetario Internazionale, ci sono gli aiuti della comunità internazionale che non sono aiuti gratis, sono prestiti e l'Argentina ce l'ha fatta. Allora lo scenario da incubo, veramente da incubo, determina nel nostro paese il cambio, poi Berlusconi e i suoi parlano di golf, io questo francamente non lo so, però di sicuro l'Europa tutta, e vi assicuro anche Obama e Napolitano in primis, hanno, come dire, messo su un cordone di protezione per far sì che questo paese non crollasse. E Napolitano non ha trovato altro che affidarsi al tecnico. Dopodiché il senno di poi uno può dire ha fatto bene, non ha fatto male, però quando c'è un incendio, se c'è un incendio, che si fa? Si chiama il pompiere oppure si chiama, poi l'ha detto che c'ha l'estintore. Allora, infatti mi fa molto ridere, anche l'altra sera alla Luis c'erano dei colleghi che hanno fatto un intervento molto critico rispetto a Monti. Io posso essere d'accordo su alcune cose, ma se lui è chiamato l'11 novembre a evitare il fallimento del proprio paese, e questo era il mandato che aveva Monti, e deve farlo in 3 settimane, perché questo è il tempo che ci è dato all'emergenza. Che fa? Cioè, voglio dire, questo un po' è, che fa? Certo, fa cose straordinarie, cioè aumenta le tasse, fa una riforma delle pensioni tostissima, che contiene degli errori
lavori clamorosi, come quella degli esodati, clamorosissima. E lì non si scherza, perché lì stai a che fare con la pelle della gente. Eppure sì. Però col senno di poi, quella manovra che ha fatto molti, la terza, nel 2011, in fondo agli appunti vi riassumo il peso delle tre manovre, è servita a salvare il paese. Capito? Questo bisogna dirlo, Poi, dopodiché, uno può dire, Monti ha fatto un sacco di altre stupidaggini, però quella manovra è servita. Ma, e qui torniamo, poi mi fermo a fare domande, qui torniamo a un elemento fondamentale, sul quale voglio però che voi facciate massima attenzione. Gli Stati Uniti come reagiscono alla crisi? Gli Stati Uniti si può dire di tutto, perché non abbiano nei momenti di crisi una visione univoca. La banca centrale, la Fed, comincia a iniettare liquidità nel sistema, cioè stampa dollaroni, biglietti verdi. E sapete quanti ne stampa dal 2009 a oggi? Una cifra astronomica, 4.000 miliardi di dollari. Questo è quello che gli Stati Uniti e la Fed ha fatto in 4 anni. Cioè ha iniettato il mercato di liquidità così che il mercato reagisse alla crisi. E infatti ci è riuscito. Perché l'Europa non l'ha fatto? Qualcuno lo sa? Perché non lo può fare. Perché l'Europa, differentemente dagli Stati Uniti, e la BCE, differentemente dalla Fed, non può stampare moneta, non può essere quello che gli economisti chiamano il prestatore di ultima istanza. Non lo può fare, perché quando è stata creata la moneta unica e si è deciso di creare la banca centrale, si è detto, e c'è scritto nel regolamento, nelle leggi, nelle tavole, non può stampare moneta, perché intanto la moneta unica è unica ma fino a un certo punto, perché è buona sintesi tra le varie monete, soprattutto c'è l'egioneria dell'ex marco. Non lo può fare perché noi non siamo uno Stato federale. Chiaro? Cioè non siamo come gli Stati Uniti che sono federali ab initio, dall'origine. Noi stiamo diventando lentamente, forse lo vedranno i nostri pronipoti, una federazione di stati, ma non lo siamo ancora. Abbiamo la moneta unica e basta. Senza un governo economico. Non abbiamo un governo economico, abbiamo 28 sistemi fiscali diversi che, vedete il caso Juncker di questi giorni, si fanno concorrenza tra di loro. Abbiamo 28, adesso un po' si sta arrivando faticosamente, abbiamo 28 sistemi bancari diversi. Ora stiamo arrivando a una vigilanza proprio in questi giorni fa. Quindi non essendo uno Stato federale, l'Europa non può, la BCE non può fare quello che fa. Allora cosa si inventa il nostro geniale Mario Draghi, che deve fargli il movimento? Cosa si inventa tutto questo? Non potendo stampare moneta, o